È stato deciso di fatto da sabato di istituire la zona rossa, come da suggerimento del sottoscritto è stata allargata al quadrante di Piazza Borsa verso il centro storico e al quadrante dietro la stazione dei treni, quindi via Dandolo e una parte del quartiere San Zeno, laddove a seguito della prima zona rossa si erano verificate alcune situazioni dovute evidentemente allo spostamento, quindi una risposta concreta a quelle che sono le richieste dei cittadini, che ringrazio, perché ricordo che questa proposta nasce proprio dal confronto con i cittadini, col gruppo di vicinato, quindi insomma laddove c'è dialogo e confronto tra cittadini e istituzioni poi arrivano le soluzioni. Ricordo che zona rossa significa avere maggiori strumenti per poter allontanare quei soggetti che si sono già resi protagonisti di alcuni precedenti. Non significa sguarnire il resto della città dai controlli, ma significa che in quella zona i controlli saranno accompagnati anche da degli strumenti normativi di allontanamento per i soggetti. Durerà 60 giorni, quindi 2 mesi, anche in questo caso una sperimentazione, dopodiché in dialogo con prefettura e forze dell'ordine, che ringrazio, decideremo il da farsi. Ricordo che la prima zona rossa ha portato all'allontanamento di circa 6 individui, quindi non numeri clamorosi, però ha avuto il grande merito di aver sensibilizzato anche la percezione di sicurezza, cosa che è stata molto apprezzata da cittadini e commercianti. Mi lascia soddisfatto il confronto con le forze dell'ordine e con la prefettura e di conseguenza con i cittadini, quindi laddove c'è dialogo e confronto e non c'è scontro si ottengono dei risultati importanti e credo che questa sia la strada giusta se vogliamo lavorare tutti per il bene comune.